I residenti sono sul piede di guerra a Sant'Angelo, in tanti si stanno lamentando delle decisioni prese dall'amministrazione per la variante al piano di lottizzazione Col di Lana. Se verranno effettuati questi lavori, ci hanno detto, il quartiere, già saturo di costruzione, amplierà la superficie commerciale del 149% e la volumetria del 201%. Da stamani e fino a martedì è iniziata la raccolta firme per cercare di bloccare questo cantiere dove è prevista la costruzione di un nuovo supermercato. La gente viene a firmare perché vuole contare e qui vengono tranquilli, convinti della scelta che stanno facendo. Chiedere all'amministrazione di annullare questa variante al piano regolatore. In poche ore i cittadini organizzati in banchetti hanno raccolto più di 200 firme. Dobbiamo far capire che nel nostro quartiere non devono aumentare gli spazi commerciali della grande distribuzione che vanno a penalizzare fino alla chiusura i negozi di vicinato, senza tener conto dell'incremento delle auto ed il conseguente inquinamento. Abbiamo bisogno di più verde, meno supermercati, ci bastano quelli che abbiamo, più relazioni, più tempo e più calma per dedicarci ad altro e possibilmente appunto che gli spazi vengano usati non per essere cementificati ma per respirare e dare vita a tutti gli esseri viventi.